Eccoci qua, buona serata e benvenuti. Siamo pronti per cominciare questo nuovo appuntamento di Sicily On Air, l'appuntamento della musica siciliana, degli artisti siciliani in giro per il mondo, in giro per l'Italia, insomma la grande qualità della nostra terra. Puntata del giovedì, come sempre, ogni giovedì alle 21:30. Ringraziamo tutti quelli che ci seguono, condividono, anzi dovete condividere sempre di più. Tutti quelli che mettono il mi piace alle nostre pagine di Io Compro Siciliano, siamo veramente tantissimi. Grazie ai fondatori, grazie a chi sta curando la regia come sempre. Ciao Paolo, buon lavoro e grazie a Marzia della redazione. Iscrivetevi anche al nostro canale YouTube. Sarà una puntata come sempre ricca di tanti ospiti. Partirei subito perché insomma il tempo scorre e quindi voglio assolutamente presentarvi la prima ospite con grande piacere. Stasera è qui, ho avuto modo già di conoscerla qualche mese fa, è una grande artista siciliana, sicilianissima, ladies and gentlemen, Lidia Schillaci. Buona serata, eccola qua in arrivo. Ciao Lidia! Ciao, sono molto felice di essere in vostra compagnia stasera. Lo sai, tanto quando un'artista vera è quando non dimentica le proprie radici, e devo dire il fatto che tu sei reduce alla vittoria del torneo di tale e quale questa sera, dopo diverse dirette che hai fatto anche in molti canali importanti della Rai, ma non solo, stasera ritorni a casa, perché questo e poi ritornare a casa mi fa molto piacere. Quindi quello di te con tutte queste mattonelle siciliane, la nostra Sicilia. È veramente... Dove ti trovi tu in questo momento? Sono a Roma, in questo momento sono romana. Sei romana, ho capito. Mi trasferirò a Milano per andare in studio a lavorare, insomma, sono sempre in giro. Sei sempre in giro, cara. Allora, noi siamo pronti per ovviamente avere la possibilità di presentare un altro ospite, anche lui reduce da un incredibile successo, ovvero insomma Ama Sanremo. È un grande paladino della musica siciliana in giro per l'Italia e per il mondo. Arriva Davide Shorty. Ciao Davide, buona serata. Ciao Vincenzo, ciao Lidia. Davide. Allora, Davide, ti trovi in questo momento anche tu, se non sbaglio, non a Palermo, non a Londra, ma a Roma anche io. Guarda, quasi vedrei c'è il coprifuoco alle 22, però un bel caffè o una birrozza tra Lidia e Davide a Roma, secondo me potrebbe essere la serata giusta. Quando vuoi. Quanto tempo stai ancora a Roma, Lidia? Purtroppo poco, però faccio avanti e indietro. Adesso ormai sono gli ultimi giorni, mi sono fermata un pochino, però domani... Vediamo, magari ci organizziamo. Vi organizzate. Senti, Davide, intanto complimenti anche a te per quanto riguarda insomma questo grande successo che è stato Ama Sanremo. Adesso il meglio deve arrivare, perché si avvicina la data che Lidia ha vinto il torneo di tale e quale. Tu ancora hai quel 17 di dicembre che è una data un po' di ansia. A me il 17 ha sempre portato fortuna. Sì. Poi vediamo, poi non si sa, non voglio dire nulla, e comunque sono sicuramente un po' teso ma felice. Ho proprio voglia di cantare. Tanta voglia di cantare, immagino per tutte e due, voglia di esibirvi dal vivo davanti a tanta gente, quello che ci manca ormai da molti mesi. Ha parlato stasera, tra l'altro ha parlato anche Giuseppe Conte. Noi prima di andare in onda c'era il premier che ha parlato, insomma. Le restrizioni continuano. Pensavo di sentire adesso un po' di concerti, un po' di musica per allietare il periodo natalizio. Assolutamente no. E quindi dobbiamo ancora resistere, secondo me, fino alla primavera. Voi che dite, Lidia? Io
Io spero che un minimo si dia anche voce al nostro settore, perché comunque di musica alla fine viviamo tutti, non è una cosa che, diciamo così, non serve proprio a niente, di musica viviamo tutti i giorni. E comunque ci sono artisti, e Davide credo che me lo può confermare, che continuano a produrre, che continuano a scrivere, che continuano comunque a produrre musica e a lavorare, perché è un lavoro, oltre ad essere poi una passione per ognuno di noi, però è un lavoro a tutti gli effetti. E quindi spero che invece qualcosa non ci si, cioè, che non ci si dimentichi del tutto degli artisti, che poi sono quelli che alla fine tirano su gli animi quando la gente alla fine sta col morale veramente a terra. In questo periodo penso che ci sia tanta gente che fa fatica ad andare avanti, fa fatica non arriva nemmeno a metà del mese. Siamo in una situazione abbastanza difficile secondo me per l'Italia, e dovremmo dare anche più voce agli artisti per far sì che l'arte possa aiutare a supportare, come ha sempre fatto, le persone. Davide, speriamo di ritornare, speriamo in primavera a fare qualche live. Io non so nell'ambiente che cosa si dice, però. Io non so, non posso che essere d'accordo con quello che ha detto Lidia, scusami. Sono un po' amareggiato nel vedere come il nostro governo tratta il nostro settore, e soprattutto alla luce del fatto che andare a teatro, andare in una sala da concerto, chiamiamola sala da concerto anche se è un nome abbastanza obsoleto, visto che è così che è stata chiamata da chi ci gestisce, è il posto più sicuro dove potersi aggregare, è il posto più controllabile, quindi in un modo o in un altro si può fare anche con delle restrizioni, si potrebbe continuare a lavorare anche con delle restrizioni, semplicemente nel rispetto di tutti e nel comprendere che ognuno di noi ha delle esigenze lavorative. Purtroppo tutti quelli che sono gli incentivi, tra virgolette, o insomma gli aiuti che sono stati dati sono veramente delle briciole in confronto a quello che è stato perso nel periodo della pandemia. Quindi al momento abbiamo solamente tanta speranza, continuiamo a produrre un po' tutti noi, cerchiamo di stendere un tappeto per un nuovo cammino, sperando di poter ricominciare magari se non in primavera un po' prima. Speriamo Davide. Allora tra poco ne parleremo. Intanto Lidia, dimmi. Sì, no, come si sono organizzati un po' i ristoratori, cioè potremmo farlo, come diceva anche Davide, potrebbero farlo benissimo nei teatri, cioè il distrito si può assolutamente organizzare. Ci vorrebbe solo qualcuno che ci desse il via, perché poi siamo tutti pronti e preparati a fare dei concerti in sicurezza e a fare dei live in sicurezza, secondo me. Ovviamente cosa è da capire, perché non si può fermare un settore così grande, è da troppo tempo fermo, da febbraio che siamo fermi. Assolutamente sì. Io guarda, ci tengo a sottolineare questa cosa. Io quest'estate ho suonato, ho fatto 4 concerti, sono stati tutti concerti con distanziamento sociale dove le persone sono state mega rispettose di tutte le restrizioni, nessuno si è lamentato, nessuno ha fatto problemi, mentre a pochi metri di distanza c'erano lidi e spiagge dove c'erano DJ set con accalcamenti di persone, dove il fatto che non ci fosse musica dal vivo ma musica registrata era il pretesto per far succedere un assembramento, il che era un cavillo burocratico assurdo. Davide, allora io volevo a tal proposito inserire anche l'altro ospite, un altro personaggio siciliano che vive, non so adesso a quanto pare, forse sono 3 ospiti stasera tutti nella capitale, Alberto Quartana. Ciao Alberto, buona serata, eccolo qua in arrivo. Ciao Lidia, ciao Davide, ciao a tutti. Ciao Alberto. Ciao. Alberto, sei a Roma anche tu? Sì, sto a Roma da diversi anni. Stiamo prendere una birra tutti quanti. Cioè, incredibile. Senti Alberto, noi parlavamo dei live, tu che sei un grande organizzatore, permettimi di dire un grande organizzatore di eventi,
ce n'è uno soprattutto, penso che ti sta a cuore, ci sta a cuore a tutti, in quelle meravigliose luoghi che sono il teatro di Tindari, la zona di Patti, una meravigliosa location per Indigeno Fest, che è una cosa ormai conosciuta, possiamo dire, dappertutto. E guarda come se la ride, perché tra l'altro arrivano un fior di chiami artisti da ogni dove, caro. Sono stato chiamato anch'io. Esatto. Lo so. Guarda, il discorso diciamo, dell'organizzazione degli eventi in questo periodo, sì, è vero che si potrebbe fare di più, però siamo in un periodo molto particolare e devo dirti all'onor del vero che l'evento che abbiamo fatto è stato proprio per dare un segno di continuità, ma in realtà le economie non supportano perché il distanziamento ti crea per forza di cose un ridotto afflusso di pubblico e quindi non puoi permetterti di fare delle cose che insomma che possano far rientrare dall'economia, perché un festival come il nostro per esempio ha delle spese enormi già solo senza artisti, già solo di organizzazione ha dei costi enormi, poi con i cachet degli artisti e una biglietteria limitata non sta in piedi, ecco, insomma, quindi è chiaro che è un discorso molto complesso, forse dovremmo essere più attrezzati anche sullo streaming, fatti in un certo livello, in un certo modo, quindi fare l'uno e l'altro, quindi degli eventi misti potrebbe essere una cosa, insomma c'è molto da lavorare, ma siamo stati tutti presi un po' alla sprovvista da un evento così particolare e unico, insomma. Quindi... Allora, Alberto Guartana è il tale scout, noi che dico, io sono categoria conduttori, c'è Lidia, c'è Davide, ovviamente ti guardiamo come quella figura di riferimento, perché il tale scout scopritore di talenti è una cosa affascinante. Io prima di farti la prossima domanda, cari ragazzuoli e cari ascoltatori, vedrei un contributo proprio di Alberto e poi ti chiedo come hai fatto a far diventare questo un gioiello, questa persona un gioiello della musica, caro Alberto. Ora me lo spieghi. Regia, mi mandi per favore questo contributo di Alberto, per favore. Con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di Noè che va perduta alla deriva, ma se sei qui con me il mondo non c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te come nel mare una sardina, vago nell'eternità e sto qua giù dentro una stradina. Si va, ma dove si va? Chissà, paura non ho, e questa vita mia è tutto quel che ho, più breve lei sarà e più forte canterò. Ma io dico, ma come si fa a scoprire Mannarino? Ma io dico, ma veramente, Alberto, come hai fatto? Perché io lo adoro, ma penso anche Lidia e Davide adorano. Sì. Come è successa questa cosa qui, Alberto? Ma guarda, diciamo che la mia carriera dal punto di vista di produttore discografico nasce proprio con Mannarino, perché iniziavo a fare questo mestiere e quindi iniziavo a selezionare degli artisti che mi interessavano, e questo lo feci attraverso un piccolo locale qui a Roma, facevo delle serate dedicate alla musica, diciamo, originale, no? Quindi ho visto passare di tutto da quel locale, anzi, perché negli anni poi era il 2006-2007, quindi ancora... e un giorno passò questo artista che ancora non era nessuno, suonava nei pub, insomma così, faceva delle serate e non lo so, l'incontro è stato folgorante, perché io quando l'ho visto ho detto no, io lo devo produrre per forza, perché con tutto che aveva una capacità, diciamo, di scrittura enorme, ma era molto complessa, anche perché aveva dei brani che duravano 8 minuti, 7 minuti, mischiava i monologhi, quindi bisognava dargli anche un po' di ordine in tutto quello in quella sua esplosione creativa che aveva. E così l'ho contattato, lui cercava in quel periodo appunto un produttore, un discografico, e così poi ho affidato però tutta la parte, diciamo, artistica creativa dell'arrangiamento e della produzione artistica a un altro siciliano, per l'appunto, che è Tony Canto,
che è un artista messinese, secondo me di grande talento, insomma grande esperienza, e fu così, e da lì nacque tutto un percorso che ci ha portati a fare 3 album insieme, diciamo, di produzione discografica. Il quarto è stato prodotto dalla Universal in cast, io sono rimasto invece da parte diciamo più riguarda le parti editoriale dell'ultimo album. Però i primi 3 album sono delle creature che mi sento molto 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 mie. Insomma, senti, intanto Lead Music, questa cofondatore, etichetta indipendente, sappiamo quanto il mercato è importante, anche se insomma i tuoi agganci con le major sono sempre stati, però il portare avanti artisti, insomma, dare spazio ad artisti con identità forti, questa è stata la tua dimensione, direi la giusta dimensione, quindi ti faccio i complimenti, Alberto, per quello che hai fatto. Senti, Lidia Schillaci, è vero che tu canti grazie a tua nonna, a una nonna molto particolare che era lì, è vero? È verissimo, è verissimo. Diciamo che io da piccola, da bambina, solitamente giocavo con la radio. Esistevano le radio, vi ricordate, con le manopoline, tu cambiavi la stazione con i numeretti e l'antenna. E allora giocavo con questa radiolina a casa, e a 3 anni e mezzo mi sono innamorata così del jazz, che a casa mia non si ascoltava assolutamente jazz. E sentendo Summertime cantata da Louis Armstrong, e quella voce lì mi ha rapita. Pensavo di essere appunto la principessa rapita dal principe, sono stata rapita dalla musica anche perché ero veramente piccola, a 3 anni e mezzo, insomma quello puoi immaginare, no? E da lì ho deciso che volevo fare quello nella vita, e poi sono sicuramente testarda. Sei testarda, nonna Rosina, ragazzi, una preparazione passa dalla lirica al jazz, quindi non ti sei fatta mancare nulla, i risultati si vedono, e poi arriva all'età di 17 anni un primo talent che era Operazione Trionfo. Molti ti ricordano proprio per quell'esperienza lì con Bosé che presentava, con la possibilità di incontrare già tanti artisti internazionali. Sì, no, è stata la prima esperienza televisiva, anche se voglio dire, c'era stato tutta una serie di cose prima, l'ho fatta proprio per gioco quella cosa lì. Mi ricordo che sono andata lì e ho detto sì, vabbè, vado a fare queste selezioni. D'altronde a 8 anni avevo fatto il mio primo concerto, avevo già una band, studiavo, facevo le mie cose, ero contenta così in realtà, non pretendevo di andare, poi i talent non esistevano neanche, questo era forse il primo talent, quindi sono andata lì proprio giocando, però poi è andata bene, e da lì è iniziata poi la mia carriera professionale, ecco, perché dalla prima esperienza televisiva poi insomma ho proseguito così. Senti, tu a che età avevi quando hai firmato il primo contratto della Warner? 18 anni. Caspita. 18 anni, però eravamo in un momento abbastanza particolare, a parte che Operazione Trionfo, essendo appunto, come hai detto tu, il primo talent, non era una macchina avviata, quindi anche la discografia non sapeva esattamente come collocare i talent all'interno di una situazione discografica, e poi da lì a poco, comunque stiamo parlando del 2002, quindi sei sempre la stessa, anzi sei diventata ancora più giovane. Non so come faccia Lidia Schillaci, che ha fatto 6 anni di tour mondiale con Eros Ramazzotti. 8 anni di Alberto, 8 anni con Ramazzotti in giro. Sa tanta roba, ma attenzione perché la signorina ha fatto tour con Pezzali ed Elisa. Insomma, devo dire qualcosa di incredibile. Quest'anno ha vinto il torneo di tale e quale. Cara regia, mi fai vedere per favore qualcosa che riguarda Lidia Schillaci, che abbiamo preparato un contributo, perché insomma l'abbiamo qua stasera. Poi mi canta dal vivo, pensate che mi fa listen dal vivo, sto scherzando. No, vabbè, magari mi accenni qualcosa per aumentare l'audience. Prego regia. Noi non siamo capaci, noi non siamo capaci. Noi non siamo capaci. Tutti davanti
Tra l'altro questo brano, questa canzone proprio in estate, ne abbiamo parlato Lidia, è qualcosa di importante per la nostra terra, con la musica, farci sentire. Davide, ti piace questa canzone qui? Assolutamente sì. Il tema ci tocca tutti da vicino. Mio papà era nella scorta di Giovanni Falcone e fortunatamente è stato promosso, ha smesso di far parte di quella scorta un anno prima della strage di Capaci, quindi la sento molto questa cosa qui. Davide, abbiamo una cosa in comune perché mio papà era poliziotto, anche lui è stato nella scorta di Falcone. Allora sono stati colleghi i nostri genitori. Probabilmente sì. Tra l'altro tu ovviamente non lo sai, però io e i miei genitori ti seguivamo a Operazione Trionfo e facevamo il tifo per te. Che belle, che belle cose. Ci dice tanto, è tutto quello che abbiamo dentro, non solo come siciliani, ma proprio come i giovani soprattutto, che hanno tantissimo altro dentro, che non sono quel giorno lì e non vogliono essere identificati come mafiosi. Molto spesso viaggiando nel mondo mi capita spesso di sentire anche altre persone di altre nazionalità che ti dicono italiano, mafia, pizza, pasta, ed è una cosa che fa malissimo, perché non è quello che siamo, ma siamo ben altro, e quindi c'è tanto altro da dire, secondo me, e bisogna dirlo. Brava, molto brava. Senti, mi rivolgo alla regia intanto se ci sono dei messaggi di alcuni nostri amici che stanno guardando la diretta, quindi volevo appunto leggere qualcosa. John Blandi dagli Stati Uniti, ci collegheremo tra l'altro prossima settimana con un'artista siciliana che vive a Boston e che insegna, si chiama Sissi, non voglio spoilerare, però insomma è una brava artista che vive a Boston. Buonasera da Vincenzo, ben arrivato, andiamo avanti. Ben arrivati anche a Lidia, vabbè, fai gli onori di casa. Poi ancora buonasera da Davide, saluto un po' tutti. Monica, buonasera. Monica, buonasera anche a te. Procediamo, vediamo. Pronti con il grande Vincenzo Canzone, andiamo avanti. Grazie a tutta naturalmente l'equipe di Io Compro Siciliano, a tutto lo staff che ci supporta sempre. Allora, volevo intanto, Davide, chiederti una cosa. Tu dicevi che il 17 non hai paura di questa data, il 17 di dicembre che si avvicina. Come hai vissuto la serata di Ama Sanremo su Rai 1? È stata una serata estremamente emozionante, però ti devo dire il fatto di aver cantato per ultimo, perché ho cantato per ultimo l'ultima puntata di Ama Sanremo per la semifinale, mi ha dato modo di ambientarmi un po', di prendere confidenza con quello studio, di visualizzarmi su quel palco e di combattere un po' l'ansia in un modo o in un altro. Quindi quando sono salito sul palco mi sentivo assolutamente pronto e nonostante fossi emozionato sono riuscito a gestirla, perché penso che concentrarsi sulla paura sia assolutamente insensato. Ultimamente guardando un documentario sulla carriera di Michael Jordan, a un certo punto gli chiedono ma ti capita mai di pensare di poter sbagliare un tiro libero? E Michael Jordan ha risposto: perché devo pensare di dover sbagliare un tiro libero se ancora il tiro non l'ho fatto? Quindi la filosofia è quella, non pensare di poter sbagliare non ha senso, semplicemente uno si concentra sul momento, si gode il momento, anche perché fortunatamente facciamo una cosa che ci piace da morire, che facciamo con tutto il cuore, quindi bisogna assolutamente godersela, e quella sera mi sono divertito come un pazzo. Ovviamente la Sicilia è con te, era con te, ci sono state anche un po' di polemiche, non diciamo polemiche, ma pochissime polemiche. Piccoli diverbi, guai a chi ci tocca Shorty, perché in primis a me, ma poi a tutti quanti. Shorty è un beniamino un po' di tutti. Regina, Shorty, Regina, se ti dico Regina, a parte insomma ti sta... ovviamente, Regina. Ovviamente.
Allora, devo dire, abbiamo anche il contributo, se tu sei d'accordo, e poi lo commentiamo insieme. Prego. Alberto l'ha sentito, Alberto l'hai sentito? Come no? Come no? Ecco. Tra l'altro io ho altri due miei ragazzi che sono insieme a lui nella finale. Aia, Quindi, aia, 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 diciamo che è aia. una sorta di competitor, ma noi tifiamo anche noi per la Sicilia, quindi speriamo di passino tutti e tre, insomma. Allora, regia, contributo di Davide Shorty, lo vediamo insieme, prego. Questa pioggia è così fina che quasi non la senti. La strada è una piscina e quando meno te l'aspetti tu diventi una bambina con due genitori assenti, ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli. Aria, tu diventi aria. Cos'è sto sguardo? Mi sembra quasi un rimprovero. Sono sempre il solito, a volte neanche io mi tollero. Navigo la mente per frasi con senso logico. Panico, come un coltello stretto dal manico. Trami, poi mi ami, mi chiedi se mai io sparirò. Mani nelle mani e come Dani adesso salirò. Se nei miei piani sai che ogni promessa è un debito. Anima latina, regina con regno a seguito. Ed oltre una corona hai pur bisogno di un palazzo. E a volte se ti senti sola e la tua vita è un po' uno strazio, se la cosa ti consola, io ti sono sempre accanto dentro questa vita nuova che ha l'odore di un abbraccio. Bravo. Ho sentito il produttore che diceva è bravo, lo voglio nella mia scuderia, E allora dai, che ne pensi allora? Come sentirlo, vedere il video, com'è? Ma mi emoziono sempre abbastanza a vedermi in questa veste con la patina da videoclip, perché non me lo sarei mai aspettato di arrivare a fare un video del genere, o comunque di riuscire ad arrivare a un certo livello. Ci ho messo un po' ad accettare le cose che succedono e soprattutto ci ho messo un po' ad accettarmi. Da siciliano, in un modo o in un altro, ho vissuto sempre un po' la pesantezza dell'invidia attorno a me, o dell'invidia che io avevo nei confronti di altre persone, e penso che nel sud Italia la cultura dell'invidia, tra virgolette, sia abbastanza presente, purtroppo, ed è stato andandomene via che mi sono reso conto che uno deve guardare veramente solo a se stesso e lasciarsi ispirare dalle cose che abbiamo intorno, dalla grandezza altrui. Quindi vedere queste immagini, vedere che finalmente ho raggiunto quella cosa che avevo visualizzato, mi emoziona moltissimo. Sì, è una bella emozione. Tiriamo fuori un po' gli scheletri nell'armadio, perché Davide, sono passati già un po' di anni, era il 2016, 2015 quando tu arrivasti terzo a X Factor. Sono passati quindi, insomma, adesso 5 anni. Cosa ti ricordi di quell'esperienza là? Ma ricordo che l'esperienza di per sé è stata molto bella, è stato uno studiarsi, perché la televisione è una grossissima lente di ingrandimento e anche un grande amplificatore, quindi hai modo di analizzarti, di capire quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboli. Quindi quello per me è stato veramente un modo di studiarmi e di capire come poter migliorare, cosa dover sistemare. E poi però il dopo è stato devastante, perché pompare adrenalina per 3 mesi di fila e ritrovarsi ricatapultato nella propria stanza e nella propria scrivania a riorganizzare le idee mi ha quasi schiacciato, perché mi sono ritrovato totalmente confuso, senza sapere come utilizzare quell'amplificatore che mi era stato dato, perché mi era stato detto tante volte: la tua musica è troppo raffinata, la tua musica è troppo complicata, una cosa così in Italia non la puoi fare, non la capisce nessuno.
io a un certo punto ho fatto pace con questa cosa, che io sono complicato, io sono una persona complicata e mi devo piacere così e quindi devo fare i conti col fatto che sono complicato. Nel momento in cui ho accettato questa complessità, ha cominciato a quadrare tutto, e ho anche superato quel periodo di depressione che ho attraversato dopo quell'esperienza lì. Purtroppo, ecco, all'interno di un meccanismo di un talent show, e penso che Lidia potrà capirmi, ti ritrovi un sacco di pressioni e soprattutto fai i conti con il tuo ego ogni giorno. Quindi nel momento in cui esci e fai quello che in inglese si chiama reality check, è un qualcosa che ti schiaccia, quindi devi un attimo capire come avere a che fare con te stesso e come ritrovarti. Io ci ho messo un annetto e mezzo, però poi devo dire che l'esperienza, ecco, se all'inizio ero un po' pentito di averlo fatto, oggi come oggi sono infinitamente grato per ogni singola cosa, perché quell'esperienza lì mi è servita a capire tanto e a poter crescere umanamente prima di tutto, oltre che artisticamente. Io dopo che Davide fa un discorso del genere, io chiuderei la puntata in maniera anticipata, perché veramente poi viene difficile continuare. Lidia, mi devi aiutare tu dedicando... No, aspetta. Allora, ok. Senti, vuoi dedicare Sì. con testimone Alberto una canzone, ma non una canzone, proprio un ritornello, un reframe a Davide Shorty? Cosa gli vuoi dedicare? Oddio, adesso così mi metti in difficoltà, sparane una tua, la dedico, perché in questo momento, effettivamente dopo questo discorso... No, ma tu ci devi fare un piccolo regalo, ma anche una canzone che cantavi con tua nonna Rosina. Ma allora, guarda, io a mia nonna Rosina cantavo tantissime canzoni, soprattutto, vabbè, cioè io cantavo da Mina, le canzoni dei cartoni animati, cioè mia nonna Rosina, poverina, si è sentita veramente tutto il repertorio, però era lì che voleva farmi cantare, mi diceva dai, cantami una canzone, perché era poi quello, no, ti canta un pezzettino di questa canzone che è poi quella che mi ha fatto innamorare, perché poi che fa così. Summertime and the living fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mom's looking so hush, little baby, don't you cry. Don't you cry, baby. Vai. Che serata. Che serata. Una signora dedica gli ha fatto, Shorty, tu come ricambi? Cosa gli dedichi a Lidia? Cosa gli posso dedicare, Lidia? Fammi pensare. Ti dedico un rap che ho scritto per uno dei miei quartieri preferiti, che si chiama Ballarò. Vai. Vorrei che tutto fosse vero come Ballarò, anche il dolore è più leggero, quindi ballerò, bianco, nero, fiero, sero, solo che mi calmerò. Qui si fa festa, poi si accende un cero che è andato da un po', sotto lo stesso cielo, vite che non salverò, piccole vite date al mare, amare no, come si può? Si salvi chi può, navigherò queste acque amare, so che anche se terra non si vede, la speranza la vedrò. Uomo di mare in questa antica isola, Ulisse la sua Itaca, ma in un'Italia misera che Dio creò in un'epoca ridicola, individualista e pigra qua. Gente lega gambe e braccia per sentirsi libera, opinionista come avesse il mitra tra le dita con cui scorre l'invidia e poi si gode la partita, no? In giro si vocifera che la pacchia è finita, ma qui si ballerà un'intera vita a Ballarò, o no? Che serata. Bello. Che serata bellissima, parlare con voi, scambiarci opinioni, è una cosa meravigliosa. Alberto, talenti in Italia ce ne sono tanti, in Sicilia
veramente penso che tantissimi, Sì, ma veramente. ma tu pensi a un 2021, una ripartenza in quei luoghi magici, magari anche con una forte presenza di artisti siciliani? Ma comunque il nostro festival ci sono sempre stati ogni edizione artisti siciliani, cioè, quindi da noi sono venuti Colapesce, Di Martino, Alessio Bondì, Cassandra Raffaele, Davide Sciorti, poi c'è stato, fammi ricordare, vabbè, Carmen Consoli, parliamo anche dei big, di quelli un po' più, poi c'è stato, insomma, sempre. Noi premiamo perché ci piace moltissimo, cioè poi io sono siciliano, sono di Messina, per me la Sicilia è una cosa sacra, è una cosa seria, quindi cerco di dare sempre grande spazio agli artisti. Senti, so che ci tieni molto a questo ragazzo di 23 anni, non me ne vorranno gli ospiti, ma è, come dire, in questo momento è una sorta di punta di diamante anche della vostra produzione. Si chiama Human. Sì, con Human. lui hai trovato una bella dimensione, tu con insomma, la tua squadra. Sì, diciamo, Human è un ragazzo italo-capoverdiano che ho conosciuto a Roma, è un talento strepitoso, secondo me c'ha una capacità, a parte un timbro vocale bellissimo, ma anche una capacità compositiva notevole. Lui insieme al suo produttore artistico, gli ho messo accanto, con cui compone anche parte dei brani. È stata una bella scoperta e diciamo, è uscito l'anno scorso e ha avuto già subito un impatto ottimo col suo primo singolo, è andato in rotazione su tutte le maggiori radio, però è un progetto a cui tengo molto e che sto lavorando anche molto per l'estero. Quindi sto lavorando con la Germania, insomma, anche un po' con la Francia, e adesso cercheremo di entrare anche in Inghilterra, che come saprà Davide, è il mercato un po' più complicato e difficile da sfondare. Insomma. Paolo, un omaggio a te per la grandezza di artista che sei come produttore, come arrangiatore, come tutto. C'è appunto questa clip dedicata a questa tua fatica nuova, quindi prego regia, prego Paolo, la vediamo insieme, la clip dedicata ancora a Alberto. I felt a light that shook me deep inside, so deep that I began realizing how your love is sweet and I need a taste. I know with time I'll get closer to you, and I know with time I'll get closer to life. I'll get closer to life, and I'll feel closer to life. Bravo, complimenti per questa bella produzione, complimenti veramente. Sei soddisfatto, Alberto? Sì, c'è molto da lavorare, perché poi alla fine fare il primo passaggio da leggere un artista sconosciuto, il primo gradino è il passo più difficile e più complicato, quindi stiamo lavorando affinché insomma si riesca a fare più di un gradino, insomma, in su. È molto complicato, molto difficile, specialmente in Italia diciamo, cantando in inglese, c'è ancora una grandissima chiusura purtroppo. Allora, Alberto, io ti volevo ringraziare e ti volevo far salutare anche da Davide e da Lidia, e speriamo di vederci presto anche in situazioni tutti insieme ad abbracciarci, a fare musica dal vivo. Lidia e Davide. Dai. Ciao, Grazie, ragazzi. Ciao Alberto, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Allora, i social mi fanno prendere di nervosismo, devo dire, insomma, però non voglio dire altro perché i social sono una cosa un po'
difficile da capire in determinate situazioni. Io volevo ringraziare intanto Davide, perché è sempre con me disponibile, ma io non smetterò mai di supportarlo, di supportarti, Davide. O di sopportarlo, non smetterò mai di sopportarlo. Davide, ma quando mai? Sei una brava persona anche dietro, fuori onda, insomma, sei una bella persona. Io ho avuto modo di conoscerti, quindi insomma sono veramente contento e sono lì a prescindere dal 17 dicembre di Ama Sanremo o di Sanremo Giovani. Ovviamente dentro faccio il tifo di più, però continua così perché hai fatto un pezzo che spacca e penso che nel 2021 bravissimo, andrà alla grande. Grazie di cuore, davvero. Vai a dormire? Penso proprio di sì, perché domani sono ospite del buon Luca Barbarossa a Radio 2 Social Club. Social Club, bravo, va bene. Allora vai a dormire e ci vediamo presto. Grazie Davide. Vi mando un grossissimo abbraccio, grazie Vincenzo. Ciao Lidia, mi ha fatto un sacco di piacere. Poi ti scrivo così ci organizziamo per la birra. Vai, ci sono. Va bene. A presto. Ciao. Ciao. Noi siamo rimasti Senti, io sono follemente, non voglio continuare, però veramente ti adoro. Quindi Lidia, ci vediamo presto quando torni qui. Ho il piacere di offrirti un aperitivo anche con la Gianfabio e quindi Mario Fundarotto, che condividiamo, perché anche lui insomma ha creduto tanto e crede tanto in questo progetto, e ti ringrazio e ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, insomma, per tutte le prossime cose, soprattutto per l'album che è lì in cantiere, che sto preparando, quindi dai, ci dobbiamo vedere presto. Lidia Schillaci, buonanotte, vai a letto anche tu? Assolutamente sì, e anch'io domani ho varie cose da fare in Rai, quindi devo andare. Ciao Lidia, buona serata. Ciao, grazie mille. Ciao. Noi naturalmente abbiamo terminato, l'appuntamento è con il replay di questa puntata di Sicily On Air, che torna poi giovedì prossimo, sempre a partire dalle 21:30. Ringrazio Marzia in redazione, ringrazio Paolo in regia, a tutti voi una buona notte da parte nostra.